Nel dicembre 2023 il governo regionale esultava per la tratta Agrigento-Palermo-Punta Raisi. A distanza di mesi la realtà è ben diversa. E quanto contiene un'interrogazione dell'onorevole Michele Catanzaro, capogruppo PD all'Ars, che ha raccolto la legittima protesta di studenti e lavoratori. Oggi siamo di fronte a una serie di disagi quotidiani vissuti dai pendolari sulla tratta ferroviaria Palermo-Agrigento. Secondo le segnalazioni dei fruitori della tratta Palermo-Agrigento, dice Catanzaro, ci sarebbero ritardi sistematici di 30-60 minuti, soppressioni improvvise e una gestione del servizio che si ripercuote negativamente sulla vita di centinaia di cittadini che ogni giorno si spostano per studio e lavoro. Stanno generando un vero e proprio stato di emergenza sociale. Una situazione ormai insostenibile, sottolinea Catanzaro, che richiede un intervento immediato da parte dell'assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità. Il Comitato Pendolari Palermo-Agrigento e Agrigento-Canicattì, aggiunge, denuncia da mesi questa situazione e ha più volte sollecitato un incontro con l'assessore Alessandro Aricò, senza ricevere alcuna risposta. Catanzaro chiede formalmente all'assessore Aricò di convocare con urgenza un tavolo tecnico con i rappresentanti dei pendolari e di fornire risposte concrete e tempestive, effettuando interventi concreti e cancellando quei sorrisi propagandistici che il governo Schifani propina ogni giorno, ben lontani dalla realtà dei fatti.